Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Approfittando della sosta, come ho fatto ad ottobre, facciamo un po' il punto sul campionato di Serie A, su quello che sta accadendo. Come avrete letto dal titolo, ho scritto top e flop della prima parte di campionato. In realtà non voglio fare lo stesso approfondimento, anche molto lungo, che avevo fatto ad ottobre. Non voglio analizzare tutte le squadre, anche perché poi magari questo si farà alla fine del girone d'andata, dopo col mercato di riparazione, vediamo. Volevo fare 3-4 nomi, anche per non fare un video troppo lungo e non annoiarvi, di chi sale e chi scende in questo inizio di stagione, perché ad esempio io nel video che feci ad ottobre, lo potete andare a riguardare, così noterete anche le differenze e i dubbi che avevo allora e che sono stati un pochino in parte risolti, scalfiti. Devo dire che io metto il Como, che era un punto interrogativo nella mia analisi di ottobre. Non riuscivo a capire che tipo di squadra fosse. Secondo me per il gioco che produceva stava ottenendo meno punti, e devo dire che ad esempio, non so, la vittoria sulla Juventus, il pareggio a Napoli, ma tra l'altro non un pareggio strappato, perché anche negli anni 70, negli anni 80 poteva capitare che squadre di provincia strappassero punti alle grandi. Però di solito erano formazioni che andavano a giocare nel grande stadio, si arroccavano là dietro sperando che uscisse fuori il miracolo alla fine, e ogni tanto accadeva. In realtà Napoli-Como non è stato questo. Intanto l'occasione più ghiotta per vincere la partita ce l'ha avuto il Como stesso col calcio di rigore. Mi dovete permettere di fare un ragionamento. Allora, Milinkovic-Savic è uno dei migliori pararigori della Serie A. Tra l'altro è mio nonno avrebbe detto un cristone di 2 metri, che ti mette paura solo a guardarlo. Arriva da una serie di calci di rigore parati l'anno scorso e da un calcio di rigore parato pochi giorni prima, e dall'altra parte c'è Morata, che è probabilmente il peggior tiratore di rigori che attualmente esista al mondo. Non ci si può rammaricare se poi gli tira addosso. Uno che non sa tirare i rigori tira contro uno dei migliori pararigori, fate voi. Magari avrebbe sbagliato pure Nico Paz. Io, fossi stato Fabregas, avrei mandato l'argentino a tirare il rigore. Vabbè, detto questo, il Como a Napoli ha ben impressionato, ha anche giocato bene, non ha lasciato al Napoli praticamente niente. E Napoli è vero che non è una squadra che produca 20 palle gol a partita. È vero che il Napoli è anche un po' incerottato, con diverse assenze, però è stato ben imbrigliato dal Como, che è uscito comunque anche alla distanza. Io non ho visto un Como chiuso in difesa ad aspettare il fischio finale, quindi io il Como lo promuovo assolutamente. È a ridosso della zona europea. Resto convinto che ci siano squadre anche per esperienza di lotta per l'Europa più attrezzate dei Lariani. Però francamente si diceva lo stesso del Bologna di Thiago Motta 2 anni fa, e poi ha sorpreso tutti. Quindi io francamente credo che ci siano squadre ancora oggi un pochino più attrezzate del Como per raggiungere l'Europa, ma francamente se alla fine dell'anno vedessi il Como tra le prime 7-8 della Serie A, onestamente adesso non sarei più sorpreso. Devo dire che metto anche il Milan molto in alto, e lo avevo detto anche nel video precedente. Io mi aspettavo una stagione molto positiva del Milan, mi aspettavo che Allegri rimettesse in sesto la squadra, soprattutto partendo dalla difesa. Mi aspettavo anche qualche difficoltà offensiva, che in realtà poi c'è e non c'è. La verità è che i centravanti delle squadre di Allegri, a parte Cristiano Ronaldo, non sono proprio il fiore all'occhiello delle squadre. Però Milan sta disputando una stagione, è vero che ha perso dei punti qua e là, ma non è neanche la squadra più attrezzata per vincere il campionato, eppure sta lì aggrappata alle primissime posizioni. Togliamo Milan Cremonese, che era
una partita con una squadra quasi sperimentale e con un ambiente, un pubblico spettrale. La partita col Pisa è stata una partita strana, ci può stare, e fondamentalmente pesano quei due risultati, pesa il calcio di rigore sbagliato da Pulisic contro la Juve, però sono situazioni che nell'arco di un campionato esistono. Però voi prendete i difensori del Milan attuali, Tomori, Pavlovic e Gabbia, sono gli stessi, oltre al portiere, sono gli stessi del disastro dell'anno scorso. Quindi che cosa vuol dire? Che c'è la mano dell'allenatore, che non è che loro si fossero rincitrulliti l'anno scorso e siano rinsaviti quest'anno, semplicemente quest'anno c'è un allenatore che ha messo una squadra con i giocatori nei posti giusti, è una squadra messa in campo in maniera decente, è una squadra soprattutto in difesa e con il centrocampo che protegge la difesa. Miracolosamente le cose funzionano. Quando le cose si fanno bene, miracolosamente funzionano. Strano, eh? Cioè, se ti metti a dieta e non mangi 6 lasagne al giorno, miracolosamente dimagrisci o quantomeno non ingrassi. Milan lo metto in molto alto. Io chi metto nei flop più che le squadre sono due allenatori, a parte Tudor, che non avevo capito a ottobre e che non capiremo più perché è stato cambiato. Quello che è stato fatto da Vieira e da Pioli, che sono stati giustamente fatti accomodare alla porta. Allora, Vieira, io non ho capito. Allora, o è stata fatta una campagna acquisti completamente scissa dalle volontà dell'allenatore e allora te ne dovevi andare, oppure se sei un pazzo. Sono stati comprati 3-4 fantasisti, trequartisti, Grombeck, Stanciu, Valentin Carboni, che è un bel talento. Non ha giocato nessuno di questi. Allora, uno può non piacerti o può non essersi integrato bene, ma cioè, facevano 0 minuti. Martin, che è stato l'anno scorso uno dei migliori, sempre il migliore del Genoa e uno dei migliori uomini assist del campionato, credo abbia fatto 8 assist. Allora, non è che tu non vinci le partite perché non gioca Martin, ma in un Genoa che non ha mai vinto, che è ultimo in classifica, ma come ti viene in mente di non far giocare quello che è stato il miglior giocatore dell'anno scorso? Poi ho letto che che c'erano situazioni contrattuali, siccome Martin non rinnovava il contratto, allora era tenuto fuori, ma anche se la società ti avesse detto non far giocare Martin perché non rinnova il contratto, tanto se poi non gioca e tu non vinci le partite, è sempre te che cacciano. Quindi, e infatti questi sono i risultati. Pioli, francamente, io non riesco a capire. Io non sono uno che abbia mai insultato Pioli anche dopo i derby persi, dopo comunque l'addio al Milan. Io dico semplicemente che Pioli doveva andare via l'anno dopo lo scudetto. Ha fatto un anno in più e purtroppo si è rovinato un po' di quella reputazione e si è giocato un po' di quei jolly che lo scudetto gli aveva portato. Dopodiché, francamente, a Firenze è indifendibile in tutto e per tutto, da un punto di vista tattico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista motivazionale e anche da come ha gestito il post Fiorentina-Lecce, questo doversi per forza accordare su questa liquidazione, su questi soldi, è veramente qualcosa che non mi piace, perché è vero che il professionista ha diritto comunque ad avere un accordo, comunque una liquidazione, però francamente questo attaccarsi ai soldi dopo un disastro del genere in una squadra a cui comunque tu sei affezionato, ci hai giocato da calciatore, l'hai già allenata, hai vissuto momenti anche
particolari, sei molto legato all'ambiente e alla gente, mettersi a fare una questione di vil danaro mi è sembrato veramente alquanto squallido. Questa è la mia analisi, insomma, per sommi capi su alcuni punti della Serie A. Ditemi la vostra, ditemi che ne pensate in generale di questo campionato, che comunque resta abbastanza avvincente, e ci vediamo domani. Ciao.